There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there. Ciao da Nicoletta, ho rubato qualche istante di corso per registrare la pillolina della settimana. E la riflessione di questa settimana è qualcosa che mi ha toccato molto e su cui ho riflettuto molto in questi giorni, perché troppo spesso ero, e parlo apposta al passato, vincolata alle parole. Quante volte si aspetta che qualcuno, magari a cui tieni, ti dica una certa frase o ti dica una certa parola o ti esprima a parole quanto tu possa essere importante per lui, per lei. E in realtà mi sto rendendo conto, anche se ho sempre dato rilevanza oltre che alle parole ai fatti, che a volte certe persone sono molto più brave, riescono molto di più a esprimere attraverso fatti concreti i loro sentimenti, le loro emozioni, ciò che provano, ciò che sentono. E sempre di più allora mi sto rendendo conto di quanto la parola venga sostituita e sia messa in secondo piano da fatti concreti. Perché pensa quante volte a parole le persone costruiscono il mondo o ti regalano il mondo e poi con i fatti sono totalmente antitetici, sono totalmente opposti a ciò che hanno detto. E proprio in tal senso ho letto un racconto che mi ha colpito molto, te lo vorrei trasmettere. 3 donne andarono alla fontana per attingere acqua. Presso la fontana, su una panca di pietra, sedeva un uomo anziano che ascoltava così i loro discorsi. Le donne lodavano in modo molto incensante i loro figli. Mio figlio, diceva la prima, è così svelto e agile che nessuno gli sta alla pari. Mio figlio, sosteneva la seconda, canta come un usignolo, non c'è nessuno al mondo che possa vantare una voce bella come la sua. E tu cosa dici di tuo figlio? Chiesero alla terza, che rimaneva in silenzio. Non so che dire di mio figlio, rispose la donna, è un bravo ragazzo, come ce ne sono tanti. Non sa fare niente di speciale, però c'è ed è presente. Quando le anfore furono piene, le 3 donne ripresero la via di casa. Il vecchio le seguì per un piccolo pezzo di strada. Le anfore erano pesanti e le braccia delle donne stentavano a reggerle. Ad un certo punto si fermarono per far riposare le povere schiene doloranti. Ero loro incontro 3 giovani. Il primo improvvisò uno spettacolo, appoggiava le mani a terra, faceva la ruota con i piedi per aria, inanellava un salto mortale dopo l'altro. Le donne lo guardarono estasiate. Che giovane abile, che velocità! Il secondo giovane intonò una canzone, aveva una voce splendida che richiamava armonie nell'aria come fosse davvero un usignolo. Le donne lo ascoltavano incantate con le lacrime agli occhi. È un angelo! Il terzo giovane si diresse verso sua madre, prese la pesante anfora e si mise a portarla, camminando accanto a lei. Le donne si rivolsero al vecchio. Allora, cosa dici dei nostri figli? Figli? Esclamò in modo abbastanza rude il vecchio saggio. Io ho visto un figlio solo. Morale, quante volte a parole si fa tanto, però i fatti sono qualcosa che sono distonici dalle parole. E con questa riflessione, augurandomi che voi possiate mettere in atto fatti e meno parole, ringraziando qualcuno che ha detto una frase che mi ha colpito, l'Ho'oponopono. L'Ho'oponopono è un mantra hawaiano di purificazione e sentite questa frase: mi dispiace, perdonami se non ti posso dedicare tutto il tempo che vorrei, ti amo perché è ciò che sento, grazie per essere qui. E queste sono le parole più belle che possono esserci, coronate da tanti fatti che possono dare il senso delle cose. E quindi quali sono le parole che dirai meno e i fatti che ti porteranno ad agire di più in modo congruente con ciò che vuoi, con ciò che sei e con ciò che vorresti ottenere. Buoni fatti a tutti e da Lugano è tutto, a presto!